Ucraina, sono i volontari che affluiscono verso il territorio ucraino. Le campane che suonano per le bombe, domenica messa nei bunker, e così il quotidiano nazionale fa il suo primo piano dedicato tutto alla questione ucraina. Per quanto riguarda invece la cronaca spiccia, il Giorno in particolare si occupa di una serie di aggressioni che sembrano non fermarsi. C'è un deflagrare di violenze considerate piccole, ma che tali non sono per chi le subisce. Movida di coltelli, rapine e proteste anticontrolli da Corso Como a Milano, dal Pavese alla Brianza. La notte è ancora una battaglia e c'è chi si schiera contro le forze dell'ordine. Una generale avversione all'operato delle forze dell'ordine sfociata in reazioni violente durante i controlli della questura sull'asse Gae-Aulenti-Corso Como-Garibaldi. A Milano, lo dice la questura, fare controlli nel tumulto della movida crea fastidio e gli agenti hanno operato in condizioni di difficoltà. Questo non ha impedito, alla fine dell'operazione scattata per ridurre fenomeni di teppismo e microcriminalità, di identificare ben 87 persone nell'area della stazione, 268 sulla linea del metro. 3 minori stranieri in possesso di capi d'abbigliamento rubato denunciati, e poi l'aggressione a Seveso, capitanata da un 17enne di origine egiziana residente a Cinisello Balsamo contro un 13enne derubato, quella che abbiamo visto prima. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Qui Parlamento. Do il benvenuto e il buongiorno, come tutti i lunedì, per il consueto punto politico, in collaborazione con il gruppo della Lega alla Camera, al capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari, segretario anche della Lega in Piemonte. Riccardo, buongiorno, grazie, come tutti i lunedì. Buongiorno, saluto a tutti. Allora, sei di corsa, sento, naturalmente, siamo tutti di corsa e tutti preoccupati naturalmente per come stanno andando le cose nella nostra vicinissima Ucraina ed Europa. Allora, intanto però ti chiedo pragmaticamente, partiamo da lì, qual è il calendario della settimana, cosa c'è di importante questa settimana alla Camera? Questa settimana è una settimana stranamente senza decreti, al netto delle comunicazioni che ci farà il Presidente Draghi martedì. Quindi martedì avremo le comunicazioni del Presidente Draghi su cui si voterà una risoluzione, e il Presidente Draghi probabilmente ci informerà sul decreto che verrà redatto oggi e approvato oggi in Consiglio dei Ministri, quindi sui prossimi passi che l'Italia intende fare nella partecipazione alla gestione della crisi ucraina. A parte questo, che ovviamente è il punto politicamente centrale della settimana, dato il contesto internazionale, avremo poi il proseguio dell'analisi del provvedimento della legge sul fine vita, e se faremo in tempo, perché insomma il provvedimento è molto lungo e complesso, credo che discuteremo la mozione della Lega, di cui sono primo firmatario, sul settore dell'automotive, che insomma diciamo che con la crisi energetica che viene a determinarsi in virtù della guerra in Ucraina calza a pennello, insomma, perché anche le non scelte sul settore industriale dell'automotive sono scelte che stiamo pagando, esattamente come stiamo pagando le non scelte sul settore energetico stressate da questa situazione. Ecco Riccardo, a proposito di energia, il ministro Cingolani è stato abbastanza rassicurante anche in merito al fatto che il decreto di oggi, pur magari riaprendo all'utilizzo del carbone per portarsi avanti per le scorte, però in realtà la nostra situazione energetica sembra sotto controllo, dice il ministro Cingolani. È così? Insomma, diciamo che è ovvio che noi dobbiamo ragionare su come riattivare tutte le centrali, comprese quelle a carbone, per far fronte all'emergenza, e insomma mi pare che anche un certo ecologismo estremo del cosiddetto Green New Deal venga definitivamente accantonato da questa vicenda. Il problema è che noi dipendiamo per circa il 40% dalle forniture del gas che viene dalla Russia. Le misure che sono state messe in campo finora, quindi la sospensione dello SWIFT, che è il sistema dei pagamenti internazionali e nazionali, insomma il sistema in cui si fanno i bonifici bancari di alcune delle banche russe, attualmente esclude le transazioni su gas e petrolio, quindi attualmente permette il flusso di gas in Italia e in Europa.
È evidente a tutti però che noi stiamo di fatto colpendo, sospendendo lo SWIFT, i russi, soprattutto i ricchi russi, gli oligarchi russi, per altro tipo di movimentazioni, e questo credo sia finalizzato a creare una sorta di rivolta interna alla Russia contro Putin, quindi a sensibilizzare l'opinione pubblica e a muovere soprattutto gli oligarchi che sostengono Putin contro Putin. È altrettanto vero però che in questo momento, se noi continuiamo a comprare il gas e il petrolio della Russia, di fatto da una parte mandiamo sostegno all'Ucraina, armi all'Ucraina, dall'altra paghiamo la guerra a Putin con i soldi degli europei. Quindi questo è un punto che credo prima o poi dovrà arrivare a una soluzione, e nel caso in cui si procedesse a sospendere anche i pagamenti per gas e petrolio, le riserve dell'Italia sono riserve che ci permettono di essere autonomi per qualche settimana, e quindi dobbiamo anche essere preparati a tempi non felici, anche perché per usare un'altra fonte di approvvigionamento che potrebbe essere, l'unica che potrebbe esserci, è quella del gas GPL americano-giapponese trasportato via mare, è necessario avere rigassificatori che in Italia non ci sono, e quindi anche lì per poter essere scaldati e per poter produrre energia elettrica col gas americano prima sarebbe necessario costruire rigassificatori, quindi non è una cosa immediata. È vero che noi abbiamo un'altra fonte di approvvigionamento dall'Algeria, però non so se quella può essere sufficiente al nostro fabbisogno. Ecco, Riccardo, ti sottopongo subito un giudizio critico sul decreto con il quale il governo affronterà probabilmente la questione anche dell'appoggio all'Ucraina. Oggi sulla Verità Maurizio Belpietro critica severamente il governo Draghi dicendo che con un decreto l'Italia sta entrando in una guerra mondiale, perché gli effetti di questo supporto di armi, di invio armi all'Ucraina, eccetera, al di fuori della Costituzione, secondo Belpietro, e con un semplice decreto, non sono stati calcolati per bene. Qual è la posizione della Lega? Visto che ogni 2x3 in questi giorni si è detto no, contro Salvini, contro la Lega, scatta sempre il riflesso filorusso, alla minima osservazione che non sia ortodossissima. Allora, la questione è che prima di criticare il decreto bisogna aspettare che il decreto esca, quindi aspettiamo di capire di cosa si tratta. Io ricordo che c'è un precedente abbastanza recente che ricordiamo tutti, che è stato quello della guerra in Kosovo nel 99, quando dalle nostre basi sono partiti i caccia americani senza neanche un decreto, quindi senza neanche una discussione parlamentare, in virtù di un'interpretazione del trattato NATO. In questo caso probabilmente si userebbe la stessa interpretazione, quindi anche se non c'è un attacco diretto a un paese NATO, ci sarebbe un'azione della NATO a sostegno di un popolo attaccato. Prima di entrare nel merito, ripeto, secondo me bisogna aspettare di vedere cosa dice il decreto. Poi io ritengo che in questo momento se la comunità europea e internazionale, la NATO, decidono di prendere un'iniziativa, è difficile chiamarsi fuori. È molto difficile chiamarsi fuori, e onestamente credo che questo sia uno strumento anche di deterrenza nei confronti della Russia, perché probabilmente Putin pensava, partiamo dal presupposto che Putin ha messo in campo un'azione che non ha alcuna giustificazione dal punto di vista del diritto internazionale, perché un conto, e già sarebbe stato grave, come aveva già fatto in Crimea, se avesse occupato le repubbliche autoproclamatesi indipendenti di Lugansk e del Donbass. Allora in quel caso saremmo stati in una fattispecie, ma qua c'è stato un attacco su larga scala su tutta l'Ucraina, quindi questa è un'invasione di uno Stato sovrano a tutti gli effetti da parte di un altro Stato sovrano, e quindi il diritto internazionale su questo è molto chiaro, su quali siano le conseguenze. Quindi è chiaro che se l'Europa e la NATO tollerano questo tipo di precedente, la storia recente ci ricorda cosa è successo quando qualcun altro andò a occupare la Cecoslovacchia per i Sudeti. Non rifacciamo gli stessi errori del passato, quindi credo che l'Europa e la NATO facciano bene a mettere in campo tutte le misure possibili, al netto di quella estrema che è la discesa in guerra diretta, che ovviamente tutti dobbiamo evitare. Credo che le sanzioni già stiano incrinando in qualche modo la situazione in Russia. Dobbiamo tutti sperare che l'incontro che ci sarà oggi tra le delegazioni ucraine e le delegazioni russe portino a un cessate al fuoco. Io credo che la priorità di tutti adesso sia fare pressioni per arrivare al cessate al fuoco. Una volta arrivati al cessate al fuoco poi si potrà ragionare su come stabilizzare la situazione dell'Ucraina. Però che l'Europa e la NATO debbano farsi vedere risolute, io penso che non ci siano dubbi.
La sede più giusta appunto è quella europea o quella della NATO? Poi si ragiona anche, ma in termini prospetticamente molto più lunghi, di esercito europeo. Abbiamo letto stamani un'intervista al premier polacco Mazowiecki, il quale diciamo caldeggia questa soluzione. Si va verso quella direzione, cioè un rafforzamento degli eserciti, della difesa? Anche la Germania sta andando in quella direzione. Credo che sicuramente un'esigenza di tutti i paesi di investire sulle spese militari credo sia oggettiva, dato quello che è successo, perché ci siamo risvegliati ricordandoci che il nostro stato di benessere, le nostre democrazie occidentali non sono garantite per sempre. Purtroppo quello che, nonostante la globalizzazione, quello che apprendiamo è che purtroppo i nazionalismi e le guerre possono esserci sempre. Il fatto che l'Europa debba muoversi unitariamente mi pare sia evidente nei fatti, cioè, oggi noi parliamo di grandi potenze a livello mondiale, le grandi potenze dal punto di vista militare sono gli Stati Uniti la prima, poi come investimenti militari c'è l'Europa nel suo complesso e poi c'è la Cina e poi c'è la Russia. Questi sono i grandi player. Pensare che ogni singolo Stato europeo possa competere con gli Stati Uniti da una parte, che poi sono alleati, quindi ovviamente non è una competizione in negativo, o con la Russia e la Cina dall'altra, è assolutamente utopico. Quindi insomma credo che per come è evoluto il mondo e per quello che è lo scenario internazionale oggi non sia un tabù parlare di un esercito europeo. Ecco, per quanto riguarda Riccardo, la questione in generale, io ti vorrei fare una domanda apparentemente molto banale, ma tu te l'aspettavi che Putin facesse un'operazione militare di questo tipo? No, io pensavo che, allora, quello che si sapeva, diciamo che dall'intelligence americana, devo dire che avevano lanciato l'allarme da tempo, questo va detto, diciamo che un po' tutti siamo stati scettici, ma stavolta ci avevano preso. Io pensavo che, data l'escalation, il suo obiettivo fosse quello di creare una continuità territoriale tra il Donbass, Lugansk e la Crimea, quindi diciamo rendere autonoma o annettere alla Federazione Russa la parte orientale dell'Ucraina, che poi è quella dove c'è anche la componente russofona, che in questi anni ha lamentato di essere stata tagliata fuori dalla vita pubblica dal nuovo governo ucraino, che ha imposto l'ucraino come lingua ufficiale, tutta una serie di altre cose. Un attacco di questo tipo, usando anche la Bielorussia, tra l'altro, quindi uno stato terzo, per attaccare l'Ucraina, non me l'aspettavo onestamente, e come non mi aspettavo anche i toni che Putin ha usato per annunciare questa operazione, perché da un'operazione che doveva essere, diciamo, di sostegno all'autonomia di quelle due regioni si è passati invece a una dichiarazione pubblica che si rifà all'imperialismo russo, alla necessità di ricreare i confini storici della Russia. Questo è tutta un'altra cosa, insomma, ed è molto più pericoloso evidentemente, perché il dubbio che viene è capire prima di tutto se sia tattica quella di Putin o se siamo di fronte a una persona che ha perso il controllo, perché ricordiamoci che la Russia è un paese, è una democrazia, diciamo, per modo di dire, perché Putin governa da 20 anni, non c'è il sistema di pesi e contrappesi che ci sono nelle democrazie occidentali, e insomma una concentrazione di potere così grande nelle mani di una sola persona per così tanto tempo magari rischia di far perdere anche lucidità, e bisogna capire quanto possono influire, diciamo, gli altri membri del governo sulla figura di Putin. Diciamo che anche i video che abbiamo visto dove, diciamo, un esponente del Consiglio di sicurezza dissentiva con le risate o lo schermo di Putin in diretta TV non lascia ben sperare da questo punto di vista. Quindi bisogna capire se siamo di fronte a un gioco tattico o se davvero Putin crede in quello che fa sapere al mondo. In ultimo anche l'annuncio ieri dell'attivazione delle armi nucleari. Io penso, e sul nucleare penso sia tattica diversiva, cioè il fatto di allertare il mondo su una minaccia come quella per in qualche modo oscurare il fatto che forse l'invasione dell'Ucraina non è stata rapida come pensavano, perché alla fine in 5 giorni a Kiev non sono ancora entrati. Però sai, chi lo sa? Chissà cosa passa nella testa di Putin, è possibile saperlo. Allora Riccardo, due cose prima di salutarci. La prima, prendo spunto anche da alcuni messaggi che in forma varia e con rudezza o finezza varia arrivano anche qui via WhatsApp alla nostra radio, no? Allora, qualcuno dice, ma adesso tutti la pensano allo stesso modo, tutti zerbini di Biden qua in Occidente, come se Putin avesse rappresentato fino a ieri una sorta di alternativa alla politica, che ne so, atlantica, americana e via dicendo. Allora, ti chiedo, questa guerra sta rivelando definitivamente che quella di Putin non era un'alternativa e non c'era dietro, diciamo, un altro tipo di ordine mondiale o di visione politica in senso nobile e alto? Punto di domanda.
Ma io non so chi possa pensare che per un paese della NATO, dell'Europa, la Russia potesse rappresentare un'alternativa. Cioè, bisogna scindere le cose. Qua purtroppo ormai si ragiona come con le tifoserie, è sempre tutto bianco-nero. Un conto è il discorso che ha sempre fatto la Lega, cioè il fatto di cercare di avere buone relazioni con la Russia, prima di tutto da un punto di vista commerciale. Noi abbiamo molte aziende che commerciano sulla Russia e sappiamo quanto le sanzioni dopo l'invasione della Crimea abbiano danneggiato alcuni comparti italiani. Un conto è fare un ragionamento geopolitico per cercare di tenere la Russia più vicina al blocco occidentale rispetto a una saldatura con la Cina che rischia di diventare veramente pericolosa per l'Occidente. Un conto è pensare che il modello russo, che non è una democrazia, insomma, l'ho spiegato prima, dove c'è questa persona che governa da 20 anni, dove si silenziano i giornalisti, si silenzia l'opposizione, si arrestano gli avversari politici, possa essere un modello di riferimento. Cioè, questo è chiaro che non l'ha mai pensato nessuno. E soprattutto, parliamoci chiaro, non è che nel blocco atlantico c'è poi tutta questa scelta di cambiare sponda, perché gli equilibri, tanto per essere rudi altrettanto, cioè si cambiano con le guerre. C'è un equilibrio che nasce dallo stato della seconda guerra mondiale e l'Italia sta in questo blocco perché le cose sono andate in un certo modo. Gli equilibri come si cambiano? Purtroppo si cambiano con altre guerre e credo che nessuno abbia interesse a uscire dal blocco occidentale che con tutti i suoi difetti garantisce democrazia, pace e benessere per avventurarsi in qualcos'altro. Insomma, mi pare una riflessione abbastanza banale, ma rifacciamola, ecco, se necessario. Allora, grazie a Riccardo Molinari, buona settimana, buon lavoro Riccardo. Grazie, un saluto a tutti.